Un corso riservato a non vedenti e ipovedenti per diventare tecnico dell'accoglienza turistica è stato attivato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro grazie a dei finanziamenti europei. Quando ci sono questi tipi di corsi, uno deve cercare sempre di cogliere queste occasioni. Impari anche divertendoti, diciamo così, ecco. Io sono non vedente totale, forse non lo so se sono l'unica qui dentro. Per quanto io la vivo, diciamo, bene, non è semplice a volte integrarsi, soprattutto nel mondo lavorativo credo sia ancora più difficoltoso. Credo che sia non solo importante ma fondamentale dare veramente un supporto, un aiuto a questi nostri amici che hanno il bisogno di inserirsi nella società come noi, per cui comunque a prescindere dalle difficoltà sono presenti, vengono, sono puntuali e interessati al corso, cioè loro sono, voglio dire, adatti per poter dare delle informazioni. Questi giovani avranno realmente la possibilità di essere avviati al lavoro. Speriamo che l'esperimento sia positivo e che possiamo così trovare una nuova strada di occupazione per i nostri ragazzi. Il Fondo Sociale Europeo si inserisce perché è il fondo attraverso il cui vengono erogati, i finanziamenti. Il tendere la mano significa fondamentalmente offrire un'opportunità, semplificare un po' un percorso, sciogliere un nodo. Spesso avere un supporto, un riferimento rappresenta una luce in fondo al tunnel.